95. Novità sul futuro dell'ospedale civile, governo e regione al lavoro per riconoscere lo status particolare di Venezia ed evitarne il declassamento. Torniamo in quartiere Pertini dopo l'ennesima occupazione, il presidente dell'Ater: queste persone non possono e non devono restare impunite. Con la nuova legge non sarà più possibile, a dirlo l'assessore regionale Lanzarin sullo scandalo dei cosiddetti milionari nelle case Ater. Autonomia, il governatore Zaia a Roma lancia un monito al governo, ma il ministro Erika Stefani ammette ci sono nodi politici ancora da sciogliere. Polemica sul futuro delle biblioteche comunali, sempre più in crisi di personale. Secondo la CGIL il comune impegna tutte le risorse per assumere agenti di polizia locale. Migranti, dopo il dissequestro della procura di Agrigento, la nave della ONG di Caccia e Casarini pronta a tornare in mare. Giovani artisti hanno trasformato la pediatria dell'ospedale civile nel fantastico mondo di Peter Pan, colori e immagini degli studenti del liceo artistico Guggenheim. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano il futuro dell'ospedale civile di Venezia. Governo e regione sono al lavoro per riconoscere lo status particolare di Venezia ed evitarne quindi il declassamento. Superare i vincoli del decreto 70 riconoscendo all'ospedale civile di Venezia il suo status di struttura caratterizzata da una straordinaria pressione turistica e dall'operare in un contesto particolare come quello lagunare, conservando la sua classificazione originaria e scongiurando il declassamento ad ospedale di base riservato alle realtà con meno di 150.000 abitanti. È la proposta della Regione per sciogliere il nodo Venezia nelle nuove schede ospedaliere che raccolgono le disposizioni di un provvedimento nazionale. Il possibile declassamento del civile aveva innescato una mobilitazione cittadina sfociata in una manifestazione di 1500 persone in campo San Giovanni e Paolo. La gente mi ferma per strada dicendo: ma è vero che l'ospedale chiude, è vero che non avremo più un pronto soccorso, è vero che non ci saranno più il punto nascita. Non niente di più, come dire, falso, perché l'ospedale di Venezia è un ospedale di eccellenza che sta lavorando molto bene e che continuerà a farlo. Posti letto e primariati non sono mai stati messi in discussione, assicurano dalla Regione, ma i nuovi passaggi ipotizzati in un incontro tra l'assessore regionale alla salute Emanuela Lanzarin e il sottosegretario Luca Coletto intendono fugare ogni dubbio e far svanire i timori che hanno scosso tanti veneziani. Si sono creati degli allarmismi ingiustificati e quando si fa capire alla gente che ci possono essere delle problematiche attuali, no? Di un certo tipo, già una cosa preoccupa. L'ospedale c'è, è vivo, vivace e che continuerà in questa sua, come dire, percorso di sviluppo così come è stato fino adesso. Dobbiamo dare a Venezia l'ospedale che si merita. Poi l'etichetta sicuramente è importante, ma non è tutto. Torniamo ora al quartiere Pertini a Mestre dopo l'ennesima occupazione. Il presidente dell'Ater: queste persone non possono e non devono restare impunite. Io adesso non esco, non ci devo andare con i miei figli. Non esco. Questo aveva dichiarato di fronte alle nostre telecamere la donna che con 4 figli ha occupato un appartamento in quartiere Pertini a Mestre, al civico 15 di via Camporese. È una cosa francamente scandalosa ed è scandaloso che queste cose succedano purtroppo solo nel nostro territorio. In ambito veneto non ci sono situazioni assimilabili a quelle che siamo costretti a vivere a Mestre, a Venezia, insomma nella città metropolitana di Venezia, e speriamo che da parte di tutte le istituzioni ci sia un aiuto non solo nei confronti dell'Ater che denuncia queste situazioni, ma nei confronti anche e soprattutto di tutti quei cittadini che vivono all'interno dei quartieri popolari, che vogliono vivere in condizioni di sicurezza. I residenti infatti da anni ormai stanchi ed esasperati denunciano quanto accade al Pertini. Come hanno divelto la ringhiera da un lato e la finestra dall'altro lato, con la scusa che dicono ne abbiamo diritto. Ecco, questa è la motivazione che danno. Noi saremo sempre disponibili ad ascoltarli e a raccogliere quelli che sono i loro suggerimenti,
Per quanto riguarda il quartiere Pertini abbiamo approvato una delibera pochi giorni fa in Consiglio di amministrazione che prevede l'installazione di 34 telecamere, per cui sicuramente questo non solo fungerà da deterrente ma ci permetterà anche di individuare in modo puntuale qualsiasi tipo di atto vandalico o contra legem che dovesse essere fatto all'interno di quel contesto. Speranzon però ribadisce: c'è bisogno di tutti, c'è bisogno dell'Ater, c'è bisogno della Questura, della Procura della Repubblica, della Prefettura, cioè tutte le istituzioni devono avere un obiettivo comune, quello di evitare che questi signori continuino a operare contro la legge sapendo di poter godere dell'impunità. E sullo scandalo dei cosiddetti milionari nelle case Ater sentiamo l'assessore regionale Emanuela Lanzarin. Quanti siano non è facile dirlo, ma potrebbero non essere pochi gli inquilini che vivono nelle migliaia di abitazioni popolari veneziane senza averne i requisiti. Da chi originariamente li aveva, ma poi li ha persi perché ha migliorato la sua condizione economica, a chi non li ha mai avuti, fino ai casi clamorosi della decina di super ricchi recentemente scoperti e presto sfrattati dall'Ater. I controlli sono in corso, ma che questi casi siano tutti emersi ora non è un caso. Questi sono i risultati della nuova legge. Ricordiamoci che in Veneto abbiamo fatto una nuova legge, la legge 39 del 2017, quindi 2018 entra in vigore, in cui abbiamo cambiato i parametri di accesso, abbiamo cambiato i controlli e oggi nell'applicazione di questa nuova legge sono emersi anche delle irregolarità, perché la legge aveva e ha la finalità di avere una situazione di equità e evitare le ingiustizie sociali. Ciò che è cambiato con la nuova legge è la modalità con la quale viene analizzata la condizione economica degli inquilini. Le vecchie modalità di valutazione, infatti, secondo l'assessore Lanzarin, potevano in alcuni casi giudicare idoneo chi in realtà non lo era. Era possibile, questo sicuramente, perché sappiamo che c'erano dei parametri diversi, il parametro del reddito, adesso invece parliamo col parametro dell'ISERP, quindi noi riusciamo a capire la vera situazione personale di ogni singola famiglia o di ogni singola persona. Poi a Venezia c'è una situazione anche di abusivismo e di occupazioni abusive, è molto particolare e caratteristica solo di Venezia. Era possibile, però oggi con questa nuova legge e anche con gli interventi che il ministro Salvini ha messo in campo rispetto alle occupazioni abusive, sicuramente ci sarà più pulizia, ma soprattutto ci sarà più equità. La cronaca ora, un incendio è scoppiato poco fa intorno alle 17:30 in un appartamento di Canareggio a Venezia. Le fiamme sono divampate nel piano nobile di una palazzina di 3 piani. Una donna è rimasta ustionata, secondo le prime informazioni non in modo grave. La signora è stata aiutata ad uscire da 3 poliziotti che si trovavano in zona e che ora sono finiti al pronto soccorso per il fumo inalato. Anche una quarta persona sarebbe rimasta intossicata. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco. L'incendio è stato domato, ma i piani superiori dello stabile sono ancora invasi dal fumo. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del rogo. Ed ora l'autonomia del Veneto e la Presidente della Regione Zaia a Roma lancia un monito al governo, ma il ministro Stefani ammette ci sono nodi politici ancora da sciogliere. Noi oggi chiediamo ufficialmente che il governo si decida a battere un colpo e incardini il provvedimento in Parlamento. Incardinare il provvedimento vuol dire portare i contratti, cioè le intese delle regioni che erano già predisposte, le prime 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in Parlamento e quindi si voti. Governo, batti un colpo. Luca Zaia a Roma in doppia missione. Prima il vertice con il ministro Erika Stefani per aggiornare il percorso dell'iter assieme a altri 8 governatori, tra chi ha già chiesto l'autonomia e chi è in procinto di chiederla, sull'onda di Veneto, Lombardia ed Emilia. Poi in audizione alla Camera, commissione sull'attuazione del federalismo fiscale, per ripercorrere la storia di una sfida nata dal referendum dell'ottobre 2017 e ribadire, ora i compiti per casa sono fatti, si passi al Parlamento, ma con una preintesa, non si può più aspettare. Nello stesso momento però è proprio Erika Stefani ad ammettere che l'impasse esiste, concreta. Ad oggi, spiega il ministro per gli affari regionali alla fine del vertice, non sono stati sciolti i nodi politici su alcune richieste delle regioni relativamente ad alcune materie. Sono nodi politici che devono essere analizzati e sviscerati. Ad oggi non ho una rappresentazione univoca. Sono temi importanti, dalle infrastrutture alla scuola, ed è corretto vi siano giusti tempi di elaborazione.
Nodi politici dunque, ma il Veneto scalpita, non vuole più attendere. Lo spiega bene Zaia in un passaggio dell'audizione quando racconta di una regione ormai abituata a convivere fianco a fianco con regioni a statuto speciale. Sappada se n'è già andata dal Veneto, e di questo passo rischiamo di garantire lo sbocco al mare al Trentino Alto Adige, che oggi non ce l'ha. Quindi è un'esigenza concreta, geopolitica del Veneto, è storica, è identitaria. Un'audizione che tuttavia, almeno da parte del Partito Democratico, non soddisfa. Ci lascia ancora forti perplessità e dubbi sul percorso che si vuole adottare, commentano Gianmario Fragomeli e Roger De Menec, componenti PD in commissione. Non offre nessuna chiarezza e continuano sul ruolo di province e comuni, rimandando qualsiasi decisione a dopo l'eventuale approvazione della riforma. Zaia però guarda avanti, siamo da sempre nell'alveo della Costituzione, ma fa intendere la pazienza si sta esaurendo. È giusto che il Parlamento ne discuta, è altrettanto sacrosanto che il Parlamento affronti il tema, quindi si potrebbe tranquillamente firmare una preintesa subito con il Governo, incardinarla nella discussione parlamentare, dopodiché acquisire osservazioni, considerazioni, mozioni e cercare di accogliere tutto quello che è accoglibile e formulare un'intesa che poi verrà inviata per il sì o per il no. Parliamo ora di smaltimento dei rifiuti, numeri importanti riguardano il nord, da qui il sopralluogo del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente oggi a Marghera. Il 70% dei capannoni dove vengono stoccati i rifiuti sono al nord. Recenti operazioni delle forze dell'ordine hanno portato a scoperchiare vari casi anche nella nostra regione, compreso il veneziano. Di qui la visita del comandante dei Carabinieri, il nucleo tutela ambientale, giunto oggi nella sede del NOE a Marghera. La situazione deriva dalla impossibilità da parte di alcune entità amministrative regionali di chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno dei propri confini e quindi di trasferire i rifiuti che non vengono trattati e smaltiti in questi ambiti in altre regioni o addirittura anche all'estero. E questo però molto spesso significa che vi sono imprese, società, realtà criminali che evidentemente cercano di perseguire il massimo profitto, evitando di mandare allo smaltimento corretto questi rifiuti che prendono da altre zone e poi cercando depositi incontrollati dove stoccarli e, se sicuri, abbandonarli, ovvero se non sicuri evidentemente poi anche incendiarli. Secondo il comandante questo fenomeno è sempre meno strettamente correlato alla presenza di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Ritengo che la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso non sia più paradigmatica rispetto al ciclo dei rifiuti, nel senso che quando si partì con queste indagini, la prima Delfi nel 1992-93 a Napoli, riguardava i rifiuti industriali che i casalesi venivano a prendere al nord e interravano nelle terre del meridione. Ecco, da quel momento è cambiato molto. Attimi di paura questa mattina a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. Poco dopo le 12 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio esploso da uno dei loro mezzi, come si vede appunto nelle immagini, ancora sconosciute le cause. In poco tempo la situazione è tornata fortunatamente alla normalità. Un 21enne è stato aggredito poco dopo le 9 dell'altra sera nei pressi di Via Verdi a Mestre da alcuni giovani ai quali aveva rifiutato di offrire una sigaretta. La fidanzata del ragazzo ha accusato un malore. All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori erano già scappati. Un aiuto alla loro identificazione potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Pochi giorni fa un 20enne mestrino era stato aggredito da una baby gang dopo aver denunciato un tentato furto. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri TG, polemica sul futuro delle biblioteche comunali sempre più in crisi di personale. La sicurezza non si combatte e il degrado solo con i vigili urbani, ma si combatte anche con la cultura, con il sociale, rafforzando i servizi del comune. Le scelte che questa giunta sta facendo invece sono tutte orientate solo e soltanto in un unico settore che serve più alla propaganda, secondo noi, che alla sostanza. Perché il Comune di Venezia riesce ad assumere così tanti nuovi agenti di polizia locale?
La risposta è arrivata dal tavolo di confronto tra l'amministrazione comunale e i sindacati sulla carenza di personale del sistema bibliotecario. Caffarsetti, riferiscono i rappresentanti dei lavoratori, ha ribadito di non voler assumere personale in questi servizi in quanto la dotazione organica è esclusivamente utilizzata per le assunzioni della polizia locale. In questi anni il personale delle biblioteche è calato dell'11%, una parte di lavoratori è passata al part-time e nei prossimi mesi quota 100 potrebbe portare ad ulteriori pensionamenti. La Bissuola non solo un lavoratore che rischia appunto di pregiudicare il servizio perché se si ammala o in ferie chiude la biblioteca, ma anche quella principale, la Vezza, ha avuto un calo in questi anni che rischia cosa? Rischia di non offrire un'informazione, una cultura di qualità. In una situazione in cui tutti discutiamo delle fake news, avere una cultura e un servizio bibliotecario di qualità vuol dire combattere la cattiva informazione e la cattiva cultura. Le ore di lavoro equivalenti a tempi pieni esternalizzati a cooperativa sono aumentate del 50%, dati che secondo i sindacati dimostrano come l'amministrazione comunale voglia ridurre i servizi. La scelta di puntare al raddoppio dell'appalto è poi interpretata come un inequivocabile segnale di voler esternalizzare in modo totale il servizio. Noi invece pensiamo che sia un servizio essenziale e che debba essere dentro il governo della macchina comunale e che le scelte strategiche devono essere operate dall'amministrazione, non da un soggetto esterno che lo fa giustamente nel suo interesse per lucro. Dopo il dissequestro della Procura di Agrigento, la nave della ONG di Caccia e Casarini pronta a tornare in mare. La prossima settimana sarà di nuovo in missione nelle acque del Mediterraneo. La nave Mare Ionio, dopo il dissequestro da parte della Procura di Agrigento, è pronta a tornare in mare al largo del Mediterraneo. È sfida aperta dunque al ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nave, che un paio di settimane fa ha soccorso 49 migranti al largo delle coste libiche, è approdata nel porto di Marsala per uno scalo tecnico ed è stata accolta dagli applausi dei sostenitori e di molte associazioni di volontariato. In questi giorni si sta preparando la nuova missione. È ancora top secret la data della nuova partenza, ancora a prestare soccorso e solcare le acque del Mediterraneo. Comunque, se non ci saranno imprevisti, il nuovo inizio avverrà con certezza la prossima settimana. A bordo ci sarà un nuovo equipaggio, ma non mancheranno anche alcuni volti noti, come i veneti Luca Casarini, capo missione, Beppe Caccia, che ha già assicurato che la prossima settimana ci sarà anche lui nuovamente a bordo della nave, e il capitano Pietro Marrone. Marrone e Casarini sono indagati per quanto avvenuto lo scorso 18 marzo. L'accusa nei loro confronti è quella di aver disobbedito ad un ordine militare, nello specifico della Guardia di Finanza, ma la vicenda è pronta a vivere un nuovo capitolo. Si chiude la raccolta fondi per il piccolo Joe, ma Media Nord-Est continua l'impegno per aiutare i bimbi che soffrono. Continuano ad arrivare in redazione tante telefonate e mail di persone che esprimono la loro felicità nell'apprendere che si è giunti ai 400.000 euro necessari perché il nostro piccolo Joe possa essere sottoposto alla delicatissima operazione in Florida. Sono state inviate al professor Pale, il luminare che seguirà passo passo l'intervento, gli esiti della risonanza magnetica, perché così possa definire modalità e tempi di intervento. Mamma Erika, la coraggiosa mamma Erika, spera che già a giugno si possa partire. Questo è ciò che speriamo tutti, che sperate tutti voi, vedere realizzato il sogno di questa famiglia di Piazzola sul Brenta e non solo. E vedo che è diventato il sogno di tutti, proprio un desiderio di vedere il nostro figlio correre e giocare, di poterlo aspettare anche fuori dall'aeroporto quando torneremo e festeggiare con tutti noi le sue fantastiche corse. Sarà davvero meraviglioso, tutti noi siamo con Joe, lo siamo sempre stati, sin da quel 18 febbraio, quando per la prima volta le reti di Media Nord-Est hanno trasmesso l'appello di Erika. In poco più di un mese voi telespettatori avete dato il massimo e oggi che abbiamo raggiunto la cifra, il gruppo Media Nord-Est chiude la raccolta fondi per il piccolo Giovanni, ma non chiude la voglia di aiutare tanti altri bambini che soffrono. Insieme a voi vogliamo continuare a dare il meglio a tanti altri eroi come Joe. Le pareti del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Venezia sono state dipinte da 15 ragazzi del liceo artistico Guggenheim. Vediamo.
Il mondo fantastico di Peter Pan si è ricreato nella pediatria dell'ospedale civile di Venezia. Gli spazi del reparto, che ospita i degenti più piccoli, sono stati riempiti di colore e di immagini da una quindicina di studenti del liceo artistico Guggenheim di Venezia. L'intervento è avvenuto nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro concordato tra ASL 3 Serenissima, Pediatria e Liceo Guggenheim. L'idea è stata promossa dall'associazione Papà Renzo Onlus, che sostiene le iniziative della pediatria dell'ospedale civile. Ha contribuito al lavoro anche l'associazione Genitori e Amici di Domenico Savio. Siamo partiti dall'idea, spiegano i giovani artisti, di trovarci all'interno di una nave con grandi oblò che permettono di guardare il mare intorno e il mondo circostante. Nelle immagini all'interno degli oblò si può scorgere una storia raccontata in sequenza e, pensando ad un tema vicino alla sensibilità di bambini e adolescenti, abbiamo scelto la storia di Peter Pan. Ai ragazzi e a chi ha coordinato l'iniziativa è giunto un caloroso ringraziamento da parte del direttore generale Giuseppe Dalben. L'ospedale vive e cresce, ha sottolineato, supportato da tante persone, associazioni e iniziative che contribuiscono a migliorarlo. È tutto, 20:10, subito dopo i TG si parlerà di legittima difesa con Marino Ruggero, parroco di Albignasego. Ed è davvero tutto da Venezia, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una forte perturbazione investe le nostre regioni con condizioni di maltempo nella giornata di giovedì 4 aprile, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino avremo rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti e a carattere di nubifragio, in particolare sui settori centro-settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 19 gradi circa. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime comprese invece tra 16 e 18 gradi circa. Maltempo anche sul Trentino Alto Adige, con piogge su tutti i settori e anche di moderata o forte intensità. Temperature minime sui 6 gradi, massime in calo, oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.